Buonasera amici telespettatori, benvenuti al Palazzetto dello Sport di Montebello per questo recupero della settima giornata di campionato del girone di andata. Questa sera derby vicentino tra i padroni di casa in bianco-rosso, il Montebello, e i rossoneri guidati dal neotecnico mister Gonzo, il Breganze. Un saluto dalla voce di Simone Bobbe Carraro e delle riprese di Mario Alteanu di Studio 7 HD. Andiamo a vedere subito le due formazioni che scenderanno in campo appunto per questo recupero, il posticipo della settima giornata di campionato che si doveva giocare a novembre. Ovviamente, come tutti sappiamo, causa emergenza sanitaria si è dovuto posticipare un po' tutto e oggi andiamo a vedere appunto questo posticipo tra Montebello e Breganze. Tra i padroni di casa, tra i pali, il portiere, il numero 1 Eddie Nicoletti, con il numero 4 Carlo Bertinato, con il numero 11 Simone Bolla, con il numero 6 il capitano che rientra dall'infortunio, il numero 6 appunto Juan Farizza, con il numero 7 Antonio Miguelez, con il numero 2 Diego Nicoletti, con il numero 27 Simone Peretto, con il numero 5 Nuno Paiva, con il numero 8 Massimo Tatarani e con il numero 10 tra i pali Giovanni Bovo, allenatore Luca Chiarello. Per la formazione ospita in tenuta rossonera il mister, come abbiamo detto, Enrico Gonzo, che ha preso il posto del esonerato Sergi Punset. Tra i pali con il numero 26 Andrea Bigarella, con il numero 53 il capitano Stefano Del Santo, con il numero 6 l'ex di turno Mattia Ghirardello, con il numero 4 Sgaria Guido, con il numero 7 Paul Galifa, con il numero 17 Filippo Compagno, con il numero 3 Nicolas Banghert, con il numero 7 Andrea Dalla Valle, con il numero 2 Pietro Battagli e con il numero 23 il secondo portiere Marco Zanfi. Arbitri dell'incontro Marco Rondina di Vercelli e Andrea Davoli di Modena. Tutto pronto, un saluto appunto a voi amici telespettatori e un augurio di una buona serata di sport. Come vi dicevamo, questo è il primo degli ultimi due recuperi che mancano rispettivamente alle due formazioni. Per il Montebello questa sera attesa la sfida con il Breganze e dopo c'è ancora da recuperare la sfida, un altro derby contro il Bassano, per concludere dunque questo girone di andata che fino ad ora vede un Montebello al settimo posto rispettivamente a pari punti con il Follonica a quota 18, mentre per il Berganze un avvio difficile, ancora a 0 i punti e l'ultimo tassello della classifica. Vediamo se questa sera la formazione appunto del neotecnico subentrato a Sergi Punset riuscirà a trovare i primi punti. Tutto pronto, dunque vediamo il quintetto schierato dai due rispettivi tecnici. Per Luca Chiarello in pista tra i pali Giovanni Bovo, ricordiamo la prima stagione in Serie 1, in arrivo dal Trissino di Serie 2, classe 2000, quindi Giovanni Bovo tra i pali, Diego Nicoletti, un altro ex di turno, Nuno Paiva, Massimo Tatarani e col numero 7 Cino Miguelez. Per la formazione ospite appunto di Gonzo tra i pali Bigarella, il capitano Stefano Dal Santo, Paul Galifa, Ghirardello, un altro grande ex per i biancorossi, e Andrea Dalla Valle. Tutto pronto dunque, palline in possesso dei biancorossi che girano palla con Diego Nicoletti, Paiva e Miguelez. Non rischia ancora Luca Chiarello in questo avvio il capitano Juan Farizza. Ricordiamo che è stato colpito nel match casalingo contro Scandiano al volto da una pallinata, ha dovuto saltare la partita con il Grosseto, ricordiamo vinta 6-3 per il Montebello,
e ha dovuto saltare anche la sfida di sabato sera. Il Montebello ha giocato nel campo di Valdagno per la prima di ritorno, persa per 4-3 e Guanfarizza appunto non è stato schierato neanche in quella situazione. Questa sera è arrivata la sua convocazione, vediamo se Chiarello lo schiererà per dare quantomeno un po' di minutaggio sulle gambe per il capitano, il galiziano Guanfarizza. Torniamo in pista, ancora un giro a 3 per il Montebello che va avanti con Cino Migueles, qui prova una verticalizzazione per Diego Nicoletti, capisce tutto Bigarella che fa ripartire i suoi con Del Santo, il capitano, che finta doppiamente il tiro. Qui subisce fallo il capitano Del Santo ai danni di Cino Migueles. Primo fallo di squadra dunque per il Montebello. Azione di gioco ora per i rossoneri ospiti. Qui perdono palla, recupera Montebello, Tattarani prova ad andare via, Nuno Paiva in mezzo per Tattarani, capisce tutto Ghirardello, 2 contro 1 Breganze, attenzione Dalla Valle, e c'è la rete di Andrea Dalla Valle che dopo 1 minuto e mezzo riesce a trovare la sua rete e sbloccare così il match. Breganze 1, Montebello 0. Una ripartenza che finalizza al meglio Andrea Dalla Valle, un giovanissimo nato e cresciuto tra le file rossonere, che trova così la sua rete in questo derby. Nuova ripartenza Montebello che gira Diego Nicoletti, Migueles indietro per Nuno Paiva. Nuno Paiva, Tattarani, ancora Cino Migueles. Scarica indietro, nulla da fare, capisce tutto Del Santo, qui perde ancora pallina Del Santo, recupera Nuno Paiva. Dalla Valle che trova così la sua terza rete in questo avvio di campionato. Qua c'è un fallo reclamato dalla formazione di casa, dice che è tutto regolare il duo arbitrale, nuovo possesso Breganze, Ghirardello scarica avanti con l'autore della rete, il numero 73 Andrea Dalla Valle, ancora Dalla Valle. Indietro per il catalano Paul Galifa. Dalla Valle ancora, scusate, Dal Santo, Ghirardello, Galifa. Ancora il numero 6, l'ex Mattia Ghirardello. Per lui sono state 3 le stagioni in biancorosso, 2 in Serie 2 e la passata, la prima storica stagione per il Montebello in A1. Quest'anno il ritorno alla base tra le file appunto della formazione rossonera del Breganze. Ancora Breganze ora con Del Santo che può impostare, parte il tiro e Giovanni Bovo a respingere questa buona conclusione di Stefano Del Santo. Attenzione ancora Cino Migueles, Nuno Paiva prova tutto solo in area, Nuno Paiva ancora Bigarella a respingere per il portoghese. Nuno Paiva fin qui 17 reti per il portoghese, Nuno Paiva alla sua prima stagione in biancorosso, un ottimo riscontro per il classe 94. Qui c'è il primo fallo di squadra anche per Breganze ai danni appunto di Massimo Tattarani. Si riprenderà con un possesso biancorosso. Tattarani indietro, porta per Cino Migueles prova a fare tutto solo, scarica ora indietro per Diego Nicoletti. Ricordiamo Nicoletti pericolosissimo dalla distanza. Migueles ancora, Paiva ancora Nuno Paiva, prova in mezzo per Tattarani. Ghirardello capisce tutto e ferma questa azione biancorossa. Recupera ancora Breganze, Galifa prova a prendere velocità, poi Galifa, una verticalizzazione in mezzo per Ghirardello, un filo troppo lungo questo passaggio filtrante di Galifa. Recupera Montebello, Tattarani indietro per Nuno Paiva, nuova azione biancorossa, ancora Paiva, Migueles, Paiva. Vi ricordiamo nel frattempo le sfide di questo recupero della settima giornata di campionato. Abbiamo il big match Forte dei Marmi Valdagno, Monza Scandiano sul punteggio di 1-0 per i Brianzoli, Montebello Breganze, Grosseto Bassano, Triscino Sandrigo, Follonica Lodi sul punteggio di 1-1
e Sarzana Correggio sul punteggio di 1-0 per la formazione guidata da Alessandro Bertolucci. Ancora Braganze con Mattia Ghirardello che prova ad andare via la marcatura di Diego Nicoletti. Ghirardello ancora prova in mezzo dalla valle, capisce tutto Cino Michelez che può ripartire. Tatarani, ancora Nuno Paiva. Poi Nuno Paiva sbaglia il passaggio per Michelez, non si capiscono i due, recupera dalla valle. Dal Santo in mezzo per Dalla Valle, troppo lungo questo filtrante per Dalla Valle. Recupera Tatarani. Nuno Paiva. Nuovo possesso Montebello che deve tentare di reagire subito alla rete trovata dopo pochi minuti di gioco Dalla Valle. Vediamo se arriverà la risposta del quintetto schierato da Luca Chiarello, che dovrà cercare di trovare punti importanti per la qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia, che ricordiamo è stata ovviamente per l'emergenza sanitaria è stata posticipata, doveva effettuarsi a fine febbraio e si giocherà invece a fine aprile. Qui tiro, conclusione di Ghirardello, colpita tra i prestinchi di Diego Nicoletti. Ancora Braganze, Galiffa prova tutto solo, non arriva a conclusione il passaggio di Paul Galiffa, recupera Nicoletti, 3 contro 2, Michelez in mezzo per Nicoletti che non riesce a concludere questo buon assist di Cino Michelez. Ancora Braganze, Dal Santo, qui Dal Santo ha provato con un numero, una stecca pattino su Nuno Paiva, capisce tutto il portoghese. 94, ancora Paiva, qui c'è un fallo fischiato ai danni di Nuno Paiva. Si riprenderà appunto con una punizione al limite dell'area per il Montebello al termine di questo primo break chiamato dall'allenatore biancorosso Luca Chiarello. Si riprende dunque con questa punizione al limite dell'area per la squadra di casa del Montebello. Alla battuta Diego Nicoletti pronto a servire Nuno Paiva, che proverà a ritrovare il pareggio dopo 6 minuti di gioco. Ora Montebello, Farizza, ne ho entrato appunto, come dicevamo, Farizza che rientra tra i convocati di questa partita dopo l'infortunio causato nel match contro Scandiano, che ritrova dunque dopo 2 partite un nuovo minutaggio di gioco. Entra adesso il capitano Juan Farizza. Nuovo possesso Braganze, qui Dal Santo non riesce a impattare la pallina, recupera Tatarani con una conclusione ad accompagnata Bigarella con il casco, riesce a dire di no per il bomber materano Massimo Tatarani. Nuovo possesso Braganze, Paul Galiffa, ancora Galiffa, qui non capisce Galiffa con Dal Santo, recupera Tatarani, Nuno Paiva, ancora Montebello, Paiva, Tatarani, ancora Paiva, si muove in area Massimo Tatarani, non arriva a questo assist filtrante per Tatarani. Ancora Nicoletti, Paiva, Nicoletti prova finta di tiro, Nicoletti prova un filtrante per Tatarani, sporcato involontariamente ovviamente dal pattino di Dal Santo. Recupera così la formazione vicentina rossonera. Ghirardello gira con Galiffa, entra intanto il rinforzo di questa finestra di mercato di dicembre, entra il ritorno in prima squadra di Filippo Compagno, che prende il posto dell'autore della rete Dalla Valle. Ancora Braganze, Dal Santo prova a sfruttare il blocco di Galiffa, torna indietro Dal Santo, Ghirardello, Galiffa, ancora Dal Santo,
Breganze che ora deve andare al tiro, stanno per scadere i 45 secondi di conclusione. Finisce a lato questa conclusione di Paul Galiffa, recupera Montebello che può girare ora. Nuno Paiva indietro per il capitano Juan Fariza, come vedete mascherato per, come vi dicevamo, l'infortunio al volto. Recupera bene qui Breganze, ancora Ghirardello. Si ferma ora il numero 6 Mattia Ghirardello, che può iniziare una nuova azione del gioco per la formazione ospite. Pallina ora per il neoentrato Compagno. Ancora Mattia Ghirardello. Galiffa preferisce tornare indietro, scarica ora Compagno. Ancora Paul Galiffa per Compagno che prova un tiro di prima battuta. Riesce a murare questo tiro di Compagno Juan Fariza. Ora Breganze che deve andare al tiro da metà campo. Ghirardello prova una conclusione, viene sporcata dalla stecca di Nuno Paiva. E nuovo possesso biancorosso, Diego Nicoletti, finta di tiro indietro per Tattarani. Ancora Tattarani, qui Paiva spazio, Paiva ancora, preferisce tornare indietro, serve ora il capitano Juan Fariza. Ancora possesso biancorosso con Tattarani, 26 secondi per concludere. Nicoletti, Paiva, giro a 3 ora per la formazione di Chiarello. Tattarani, Nicoletti, 15 secondi per concludere. Juan Fariza, che ricordiamo ha preso il posto di Cino Migueles, qui filtrante in mezzo di Nuno Paiva per Diego Nicoletti che non ci arriva davvero per un soffio. E qua c'è un fallo, il terzo fallo di squadra fiscato ai danni del Breganze, che commette fallo su Massimo Tattarani, e ci sarà una nuova punizione al limite dell'area per la formazione guidata da Luca Chiarello, che si trova ancora sotto di 1-0 quando mancano 14:47 al termine di questa prima frazione di gioco. Andiamo un attimo a vedere i risultati degli altri campi. Forte di Marmi avanti 1-0 su Valdagno, il Monza 2-0 su Scandiano, il Grosseto 1-0 su Bassano, Trescino 1-0 su Sandrigo, Lodi 2-1 con il Follonica e 3-0 per il Salzano sul Correggio. Torniamo al campo, ancora possesso Breganze. Ghirardello, intanto entra in campo il numero 2 Battaglin, che prende il posto del spagnolo, il numero 7 Paul Galiffa. Ancora possesso biancorosso, Nicoletti per Nuno Paiva. Tattarani in mezzo per Nicoletti, capisce tutto il neoentrato Battaglin. Ancora Montebello, Tattarani prova una girata delle sue. Tattarani dal limite dell'area, capisce tutto Compagno. E dunque nuovo possesso Breganze con il capitano Stefano Dal Santo, dotato di un'ottima conclusione dalla lunga distanza. Vedremo se riuscirà a impensierare l'estremo Giovanni Bovo, e ci arriva adesso, come dicevamo, qui Dal Santo che trova la rete a 13:46 dal termine di questa prima frazione di gioco. Breganze che allunga sul Montebello con il capitano Dal Santo, come vi dicevamo, dotato di un grandissimo tiro della distanza, e neanche il tempo di dirlo riesce a trovare dalla sinistra di Giovanni Bovo una conclusione che supera l'estremo biancorosso. 2-0 Breganze. Recupera subito qui 3 contro 2 Dal Santo, ancora Breganze avanti con l'autore della rete, della seconda rete breganzese Dal Santo. Qui non si capisce con Ghirardello. Recupera ora Montebello che deve rifarsi sotto dopo le doppie marcature degli uomini di Enrico Gonzo. Nuno Paiva prova il tiro e ce la attraversa qui del portoghese, il numero 5 Nuno Paiva. Qui c'è un fallo intanto perché la pallina è andata fuori. Vediamo che si riprenderà con un nuovo possesso rossonero. Dal Santo indietro per Ghirardello. Compagno, ancora Compagno, sfrutta il blocco di Battaglin, finisce a lato questa conclusione di Compagno. Nuovo possesso Montebello. Fariza, a parte il tiro di Fariza che viene murato dai parastenchi di Ghirardello. Ancora Montebello con Tattarani che prova un alza e schiaccia. Nulla da fare per Massimo Tattarani, che si fa respingere a questo alza e schiaccia dall'estremo Andrea Bigarella.
Ancora Braganze con l'autore della seconda rete Dal Santo, indietro per Ghirardello. Ancora Stefano Bomba Dal Santo che prova ancora con un tiro dei suoi. Questa volta Giovanni Bovo riesce a respingere questa conclusione del numero 53 rossonero. Ancora Montebello, qui Nuno Paiva per Tattarani, non riesce a girarsi Tattarani. Ancora Montebello, Farisa, Nuno Paiva, Diego Nicoletti, Nuno Paiva ancora. Juan Farisa prova a prendere velocità il numero 6. Juan Farisa qui si fa soffiare Pravia in una prima battuta, la tiene Juan Farisa che prova tutto solo e respinge qui. Attenzione che qui c'è un rigore per la trattenuta con i gambali di Andrea Bigarella, l'estremo rossonero, e dunque opportunità per Montebello di rifarsi sotto a 11:48 al termine di questa prima frazione. Alla battuta l'esperto Massimo Tattarani. Vediamo se riuscirà a superare Bigarella. Tutto pronto per il numero 8 biancorosso Tattarani. Parte il tiro e la rete di Massimo Tattarani che sblocca così le marcature per i padroni di casa che si rifanno sotto a 11:47 dal termine della prima frazione. Montebello 1, Braganza 2. Nuovo possesso Braganza qui con l'accompagnata di Dal Santo. Ancora Braganza, qui Ghirardello non riesce a servire compagno, qui Paiva sbaglia il passaggio per Juan Farisa che si vede allungare la sfera e dopo il vediamo qui il 2 arbitrale fischia un fallo a 2, si riprenderà dunque con un possesso a 2. Alla meglio Diego Nicoletti che scarica per Juan Farisa e intanto rientra il numero 7, il galiziano Cino Miguelez che prende il posto di Nuno Paiva. Dunque minuti di fiato per Nuno Paiva che ricordiamo autore fin qui di 17 reti in questo inizio di campionato. Appunto le reti per Nuno Paiva alla sua prima stagione in Italia, sono 12 per Massimo Tattarani con quella appena segnata. Farisa 7 gol, Nicoletti 7 gol e 5 per Antonio Miguelez. Ancora possesso biancorosso, Juan Farisa che prova il tiro, finisce troppo alto qui la conclusione di Juan Farisa, recupera dunque Ghirardello che può impostare una nuova azione di gioco. Dal Santo per il numero 2 Battaglin, compagno in mezzo per Battaglin che si è ritrovato tutto solo davanti a Bovo, non riesce a impattare, a controllare la sfera, ma mantiene comunque pallina e possesso Braganze. Qui si fa soffiare Battaglin da Cino Miguelez che può ripartire Tattarani, ancora Cino Miguelez a spazio, Tattarani dietro l'area si fa rubare e sparare via la pallina dall'ex di turno Mattia Ghirardello. Ancora Montebello con Cino Miguelez per l'autore della rete biancorossa Tattarani, Juan Farisa, Cino Miguelez, scusate, qui Miguelez non riesce a servire Tattarani che prova ad andare via col Braganze. Qui Battaglin si fa soffiare la sfera da Diego Nicoletti. Ancora Montebello, Miguelez, Farisa, Nicoletti. Ancora il numero 2 biancorosso Diego Nicoletti. Prova dietro porta Nicoletti e qui c'è un fallo fischiato proprio ai danni di Diego Nicoletti che trattiene con il braccio di Del Santo e dunque fallo di squadra, il secondo fallo di squadra per il Montebello. Braganza è ancora fermo a quota 5 a 9:48 al termine di questa prima frazione di gioco. Ancora avanti la formazione di Gonzo, Del Santo per Battaglin, Paul Galifa scarica dietro porta per Filippo Compagno, ancora Galifa,
30 secondi per concludere. Poi Galifa in mezzo per compagno che riesce a impattare la pallina ma non a indirizzarla allo specchio della porta difesa da Giovanni Bovo. Ancora possesso rossonero, qui la battuta dalla lunga distanza di Del Santo. E qua c'è un fallo fiscato per Breganze, il sesto fallo di squadra. Qua c'è fallo anche per Montebello, con Tataranni che tocca la pallina con la mano destra appoggiata per terra. Ricordiamo che non si può, e dunque nuovo possesso Breganze. Compagno per Galifa, marcato strettissimo da Cino Miguelez. Ancora Galifa, prova con un no look per Compagno, capisce tutto Tataranni, prova tutto solo Tataranni che dopo aver fintato il tiro prova con un'accompagnata ad impensierire Andrea Bigarella. Conclusione che finisce a lato. Ancora possesso Montebello. Nicoletti indietro per Cino Miguelez. Miguelez ancora Nicoletti. 30 secondi per concludere. Juan Fariza per Tataranni. Tataranni ancora, prova la chiamata a Diego Nicoletti. Ancora Tataranni indietro per Miguelez. Prende velocità ora il numero 7 biancorosso, che qui perde pallina, la mantiene ancora Montebello. Juan Fariza, 18 per concludere. Fariza con un numero, prova in rovesciata, c'è la rete ancora lui con il numero 8 Massimo Tataranni. Montebello 2, Breganze 2. Ristabilita dunque la parità, 8:04 al termine, dopo un numero in girata di Juan Fariza che ora esce dal posto al neoentrato Carlo Bertinato. E dopo la conclusione appunto di Juan Fariza e la respinta di Andrea Bigarella, arriva la rete sotto porta e dunque la doppietta di Massimo Tataranni. Tutto da rifare ora per la formazione di Enrico Gonzo, che dopo essersi ritrovata sopra di 2 gol si è fatta raggiungere dalle reti su rigore di Massimo Tataranni, e sempre Massimo Tataranni ora dopo la conclusione di Juan Fariza. Qua intanto c'è un warming, un richiamo, che vale a dire un cartellino giallo per Paul Galifa. Ricordiamo che i cartellini nell'hockey sono il cartellino blu e il cartellino rosso, e da qualche anno è rientrata la munizione verbale, il warming, e dunque dopo il secondo warming ci sarà il cartellino blu. Ancora possesso Montebello con il neoentrato, il numero 4 Carlo Bertinato. Cino Miguelez, ancora Bertinato, di prima per Nuno Paiva. Ancora il numero 5 Nuno Paiva, Miguelez. Paiva sfrutta il blocco di Miguelez, ancora Paiva, non riesce a servire perfettamente qui Cino Miguelez, ma mantiene la sfera Diego Nicoletti, che ora va a concludere, e c'è un palo, attenzione, palo della distanza di Diego Nicoletti, che dopo aver trovato una buona conclusione dalla 3/4 è il ferro alla destra di Bigarella a dire di no al numero 2 biancorosso. Nuova azione per gli ospiti delle Breganze con il capitano Stefano Del Santo. Del Santo indietro per il neoentrato Sgaria, che entra al posto di Compagno. Sgaria con il numero 4. Qui intanto spazza via Giovanni Bovo. Ancora possesso Breganze. Battaglin per Paul Galifa, marcato stretto da Diego Nicoletti. Ancora il numero 7 Galifa per il neoentrato Guido Sgaria. Ancora Breganze, Paul Galifa, finta di tiro, ancora Galifa indietro per Sgaria. Recupera qui Nuno Paiva. Ancora Montebello avanti con Cino Miguelez. Va dietro porta. Nuova azione di gioco Montebello, Diego Nicoletti. Nicoletti indietro per Nuno Paiva, ancora Montebello, Miguelez, Paiva. Qui ha spazio Nicoletti, scusate, preferisce servire Nuno Paiva. Ancora Montebello, Nuno Paiva in mezzo per Nicoletti, che prova dopo un gancio
a metterla in mezzo per Bertinato, non arriva a buon fine questo passaggio di Diego Nicoletti, e dopo la conclusione appunto dello stesso Diego Nicoletti, che viene respinta dal pattino di Battaglin, pallina che finisce a lato dal rettangolo di gioco, e si riprenderà dunque con un nuovo possesso Montebello. Cino Miguelez, che ora deve andare al tiro, 2 secondi per concludere, e riesce a concludere, ma erano già scaduti i secondi, e dunque si riprenderà a 5:23 dal termine di questa prima frazione di gioco con un nuovo possesso Braganza. Andiamo a vedere, intanto sfruttiamo questo piccolo break chiamato dall'allenatore Enrico Gonzo per andare a vedere i risultati della settima giornata di recupero del girone di andata, il big match tra Forte dei Marmi e Baldagno, che può così riscrivere i piani alti della classifica, punteggio attuale di 1-1, il Monza è avanti 2-0 sullo Scandiano, il Grosseto 1-0 sui Vicentini del Bassano, 2-1 per il Trissino sul Sandrigo, 3-3 tra la sfida tra Follonica e Lodi, e 3-0 tra Sarzana e Correggio. Si riparte dunque, nuovo possesso Braganze a 5:22 al termine. Alla battuta il giovanissimo numero 2 Battaglin, che scarica indietro per Mattia Ghirardello, ancora Battaglin. Battaglin ora per il numero 4 Sgaria, Ghirardello prova ad andare via Nuno Paiva, va via anche a Cino Migueles, ancora Mattia Ghirardello, ora spazio, Ghirardello scarica indietro per Galifa, che ha spazio per concludere, finta di tiro, ancora Galifa, Sgaria, Ghirardello, Battaglin, Galifa indietro porta per Sgaria, 9 secondi per concludere, ancora Paul Galifa, che viene marcato strettissimo da Nuno Paiva. Qui Galifa riesce a concludere, c'è un'illusione ottica per la pallina che sfiora la rete esterna, nulla da fare per il numero 7 Paul Galifa, e dunque nuovo possesso a Montebello che gira palla con Diego Nicoletti, avanti per Nuno Paiva, ancora Nuno Paiva, che prova ancora Nuno Paiva in area tutto solo, Cino Migueles, ancora Paiva indietro per Nicoletti, che ha spazio, prova il tiro murato dal corpo di Mattia Ghirardello, ancora possesso a Montebello, Bertinato indietro per il numero 5 Nuno Paiva, Montebello ora deve concludere, 5 secondi, qui riesce con un'accompagnata Nicoletti, nulla da impensierire per Bigarella, ancora Braganza avanti con Ghirardello che riesce ad andare via Carlo Bertinato, conclude ma respinge bene qui Giovanni Bovo, ancora Montebello avanti, Nuno Paiva che preferisce tornare indietro e impostare una nuova azione, Migueles, Paiva ora prende a prendere velocità, e qui c'è una bastonata sulla gamba destra di Nuno Paiva ai danni di Battaglin, e dunque c'è già l'8º fallo per il Braganze. Ricordiamo che la formazione che arriva a quota 10 falli regalerà un tiro diretto per la formazione avversaria. Ancora avanti Braganze, intanto nuovo cambio per la formazione di Mister Gonzo, esce il numero 2 Battaglin ed entra il numero 3 Nicolas Bangert. Ancora Braganze, Paul Galifa per Sgaria, qui Sgaria prova con impensierire dietro porta e abbeffare l'estremo Giovanni Bovo, capisce tutto qui il numero 10 Giovanni Bovo, e dunque nuovo possesso Braganze
dall'angolo basso dell'area. Paul Galifa. Galifa avanti per Mattia Ghirardello. Banghert. Qui ha spazio. Banghert prova la conclusione e respinge bene Giovanni Bovori. Parte Montebello. Migueles per Bertinato, che si trova tutto solo davanti alla porta. Non riesce a dar forza alla sfera di gioco e a concludere in porta. Il tiro è troppo debole e nulla da impensierire per Andrea Bigarella. Qui ancora avanti Breganze con Paul Galifa che viene spintonato in modo regolare per il direttore di gara. Ancora Montebello, qui un continuo capovolgimento di fronte in questa frazione di gioco. Intanto c'è un richiamo per l'allenatore rossonero Mister Gonzo, un warming anche per lui. Penso si tratti di proteste appunto per Enrico Gonzo, e che viene richiamato dal direttore di gara. Ovviamente con un palazzetto a porte chiuse, tutto vuoto, le proteste si sentono doppiamente. Si sa benissimo che fanno parte del gioco le proteste, quindi ci sono sempre state, però senza il pubblico, senza il tifo tra gli spalti si sentono doppiamente, e dunque gli arbitri possono intervenire. Attenzione che qui c'era stata una bella azione del Montebello con la conclusione di Cino Migueles, che su alza e schiaccia non riesce a concludere sulla specchio della porta difesa da Andrea Bigarella. Bella comunque la conclusione qui di Cino Migueles. Si riprenderà ora con un nuovo possesso Breganze. Ghirardello prende velocità Mattia Ghirardello, ancora Breganze, indietro per Paul Galifa. Galifa ancora per Mattia Ghirardello. Qui Paul Galifa prova nuovamente a beffare Giovanni Bovo sul primo palo da dietro porta. Capisce tutto il numero 10 biancorosso. Ancora Breganze, Galifa per Mattia Ghirardello. Indietro per Sgaria. Ancora il numero 4 Guido Sgaria, che conclude all'esterno della rete. Recupera Montebello, Nuno Paiva, 3 contro 2, Diego Nicoletti prova il tiro e la rete di Diego Nicoletti, che a 1 minuto e 05 al termine di questa prima frazione di gioco riesce a trovare il vantaggio Montebello. Montebello 3, Breganze 2. Bertinato che trova così, scusate, Nicoletti, che trova così la sua 8ª rete in questo campionato. Un ottimo inizio per un difensore di razza come lui. Ancora avanti Montebello con Cino Migueles, che è in mezzo per Bertinato. Riesce a sporcare questo assist di Cino Migueles per Bertinato. Poi Galifa. Ancora possesso Montebello, 34 secondi per concludere. Diego Nicoletti, ora Montebello può portarsi negli spogliatoi la pallina e andare appunto al termine di questa prima frazione sul vantaggio di una rete sul fin qui ottimo Breganze. Ancora Montebello, 10 secondi, Nuno Paiva ora prova la finta, Nuno Paiva prova ad andare in mezzo, finisce ampiamente fuori questa conclusione di Nuno Paiva, ed è 1 secondo ora per concludere, perché sta per scadere questa prima frazione di gioco. E dunque finisce qui, arriva la sirena ora per concludere questi primi 25 minuti di gioco. Riprenderemo fra 10 minuti per il secondo tempo. Andiamo a vedere un attimo i risultati dagli altri campi. Il Forte di Marmi avanti 2-1 su Valdagno, Monza 3-0 su Scandiano, il Grosseto ancora 1-0 sul Bassano, Trissino 2-1 sul Sandrigo, Follonica che sta perdendo 5-3 con il Lodi, il Sarzana avanti ancora 3-0, e dunque vi diamo appuntamento tra 10 minuti circa dalla voce e dal campo, dalla voce di Simone Carraro e dal Palazzetto dello Sport di Montebello, per questo derby tra Montebello e Breganze.
Ben ritrovati amici telespettatori appassionati di hockey. Siete collegati qui per il secondo tempo tra questo derby vicentino tra i padroni di casa, appunto i biancorossi del Montebello, e la formazione ospite di Enrico Gonzo, il Breganze in tenuta rossonera. Ringraziamo intanto per le riprese Marian Alteanu di Studio 7 HD e andiamo subito in pista a vedere i quintetti che hanno schierato per questa seconda frazione di gioco i rispettivi tecnici. Per il Montebello ovviamente Giovanni Bovo tra i pali, Cino Michele, Statarani, Farizza e Diego Nicoletti. Ancora Bigarella, Dalla Valle, Ghirardello, Del Santo e Paul Galifa invece per Mister Gonzo. Ricordiamo il risultato che ha concluso questa prima frazione di gioco per 3-2 per i padroni di casa. Le reti, la doppietta di Massimo Tatarani e la terza rete di Diego Nicoletti. Per la formazione rossonera è arrivata la rete di Dalla Valle e del capitano Stefano Del Santo. Del Santo ora in possesso pallina, giro 3 con l'ex Mattia Ghirardello che gira con Paul Galifa. Ancora Braganza, Ghirardello in mezzo per Dalla Valle. Galifa ancora indietro per Mattia Ghirardello che deve concludere. Parte il tiro, Ghirardello capisce tutto. Cino Micheles che respinge la conclusione di Ghirardello e ora arriva anche la conclusione di Del Santo dalla distanza. Ottima la risposta di Giovanni Bovo. Qui arriva una conclusione di Diego Nicoletti respinta ancora da Bigarella. Ancora avanti Braganze, Ghirardello e qua c'è il fallo ed è un fallo falloso qui scusate il gioco di parole, il fallo appunto di Juan Farizza che viene sanzionato con un cartellino blu e dunque opportunità di ristabilire la parità per il Breganze. Un tiro diretto alla battuta incaricato sembrerebbe Paul Galifa che proverà a superare l'estremo Giovanni Bovo. Tutto pronto? Parte Paul Galifa contro Bovo. Galifa! La rete del numero 7, Paul Galifa, che dopo appena un minuto di gioco ristabilisce la parità. Montebello 3, Breganze 3. Intanto, dopo appunto la rete trovata da Paul Galifa, rientra un giocatore per Montebello, entra il numero 5 Nuno Paiva che prende appunto il posto dell'espulso Juan Farizza. Ancora possesso Montebello con il neoentrato Nuno Paiva indietro per Cino Micheles. Avanti ancora i biancorossi. Ancora Micheles indietro per Nuno Paiva che ha spazio, finta di tiro in Nuno Paiva. Ancora Paiva indietro per Diego Nicoletti. Nicoletti prova a prendere velocità, ancora Paiva indietro, qui a spazio, Paiva prova il tiro, finisce troppo alto alla conclusione qui di Nuno Paiva. E dunque nuovo possesso alla battuta per il Breganze. Del Santo per Ghirardello, ancora Ghirardello prova ad andare via, capisce tutto e riesce a soffiare di palla Nuno Paiva, 3 contro 3, Nuno Paiva per Tatarani, ancora Paiva, Michelez. Ancora il numero 7, il galiziano Cino Micheles, indietro per Nuno Paiva, Tatarani prova il tiro e ancora troppo alta anche questa conclusione del Montebello con la conclusione di Tatarani. Ancora il Tata in mezzo per Cino Micheles, recupera poi Galifa, 1 contro 1, Galifa prova il tiro, murato dai parastinchi di Diego Nicoletti, ancora Galifa, murato, scusate, marcato strettissimo da Diego Nicoletti che riesce ad indurre all'errore Paul Galifa, recupera dunque Nuno Paiva, avanti per Tatarani, indietro per Cino Micheles, ancora Montebello, Diego Nicoletti, Paiva, Micheles, Nicoletti, ancora Montebello, qui Diego Nicoletti chiama i suoi, ancora Tatarani che esce dalla marcatura di Ghirardello, ancora il Tata indietro per Cino Micheles, finta di tiro per Micheles, ora Montebello deve concludere, 10 secondi per concludere, parte ora il tiro di Tatarani, murato dalla stecca di Del Santo che può ripartire, Del Santo
Parte il tiro e riesce a respingere il tiro quindi del Santo e Giovanni Bovo. Riparte Montebello, Nicoletti e arriva anche la conclusione della distanza di Diego Nicoletti. Si fa trovare preparato Andrea Bigarella, ancora Braganze, Ghirardello indietro per Stefano Del Santo. Dalla Valle, autore della prima rete rossonera. Ghirardello avanti per Paul Galifa, che ha ristabilito la parità tra le due compagini vicentine. Dalla Valle per Paul Galifa, Del Santo, ancora Stefano Bomba Del Santo, avanti per Ghirardello. 9 secondi per concludere. Galifa, Ghirardello, qui tira di girata Mattia Ghirardello. Stavano per scadere i 45 secondi regolamentari e dunque pallina regalata alla formazione di Luca Chiarello, che ora imposta una nuova azione di gioco con Diego Nicoletti, che sfrutta il blocco di Miguelez. Blocco qui fischiato dal direttore di gara e dunque nuovo possesso Braganze. Ricordiamo i falli di squadra, quota 8 per il Braganze e 5 per il Montebello. Del Santo prova ad andare via, ancora il numero 53 rossonero Stefano Del Santo. Del Santo indietro per Dalla Valle. Dalla Valle prova a prendere velocità, riesce qui a imboccare Galifa. Il passaggio per Dalla Valle, capisce tutto Bovo. Ancora Montebello avanti con Paiva ancora dopo la respinta della difesa rossonero. Recupera Ghirardello che prova a allungarsi. Ancora Ghirardello riesce a girarsi e tornare indietro per Stefano Del Santo. Ghirardello, Galifa. Nuova azione ancora per la formazione guidata dal tecnico rossonero Enrico Gonzo. Ha richiamato appunto a guidare la prima squadra dopo l'esonero di Sergi Punset. Indietro Del Santo, prova il tiro e qui un tiro insidiosissimo di Stefano Del Santo. Capisce tutto Giovanni Bovo. Nuovo possesso biancorosso, Paiva per Cino Miguelez. Ancora il Cino. Paiva. Ancora il numero 7 Miguelez indietro per Diego Nicoletti che ha spazio. Nicoletti ancora Miguelez, ancora avanti Montebello, qui Nuno Paiva prova un filtrante per Tattarani che viene fermato da Bigarella. Attenzione che qui Diego Nicoletti fortunatamente per i suoi riesce a impedire a Dalla Valle di trovarsi tutto solo davanti a Giovanni Bovo. Ancora Montebello, Nicoletti che prova il tiro, ora Nicoletti sfiora la rete esterna di Andrea Bigarella. Ancora Montebello, Nicoletti ancora che ha spazio, prova il tiro e questa volta è il Parastenco di Stefano Del Santo a dire di no alla conclusione di Nicoletti. Recupera ora Braganze con Ghirardello. Ghirardello indietro per Paul Galifa. Ancora Mattia Ghirardello. 18 e 28 al termine di questa partita, il derby tra Montebello e Braganze. Ora Galifa, spazio, prova la conclusione dalla distanza Paul Galifa. Tiro che finisce troppo alto per concludere appunto alla porta difesa da Giovanni Bovo. Rientra entrando dopo l'espulsione il capitano biancorosso Juan Farizza che prende il posto di Diego Nicoletti. Possesso ora per il capitano Farizza che gira con Nuno Paiva. Ancora Farizza avanti per Cino Miguelez. Ancora il 7 biancorosso Miguelez per Nuno Paiva. Farizza ancora a spazio, prova il tiro insidioso anche qui, il tiro di Juan Farizza. Capisce tutto Andrea Bigarella che regala nuovamente la pallina per i suoi e dunque nuova azione di gioco rossonero imposta ora Paul Galifa che sfrutta il blocco di Del Santo. Ancora Galifa indietro per Del Santo. Del Santo ancora prova a verticalizzare centralmente per Galifa. Recupera il Montebello che parte in contropiede con Nuno Paiva. Non riesce a concludere in porta il numero 5, il portoghese, classe 94, Nuno Paiva. Ancora Braganze ora. Del Santo. Ghirardello.
Andiamo un attimo a vedere intanto i risultati dagli altri campi. Il Forte Malmi avanti 2-1 su Baldagno, il Monza 4-0 su Scandiano, il Grosseto 2-1 sui Vicentini del Bassano, e 2-1 anche per il Trissino sul Sandrigo, 8-4 per la formazione lombarda dell'Odi sul Follonica e 4-0 del Sarzana sul Correggio. Torniamo subito in pista, contropiede Montebello non sfruttato al meglio da Cino Migueles, che qua intanto c'è un nuovo fallo di squadra, il 10° fallo di squadra dunque per il Breganze, e dunque opportunità dal dischetto, dal tiro diretto per il Montebello, che avrà l'opportunità di allungare nuovamente a 16:37 al termine. Alla battuta l'esperto Massimo Tatarani, vediamo se avrà la meglio su Andrea Bigarella. Dunque la formazione di Gonzo ha raggiunto così i 10 falli di squadra, ancora ferma a 5 la formazione di Chiarello. Vedremo se Tatarani riuscirà a superare Bigarella. Tutto pronto, dicono i direttori di gara. Parte il Tatarani con un'alza e schiaccia, prova con un numero e Tatarani riesce la rete di Massimo Tatarani, che dopo aver concluso con un'alza e schiaccia, Bigarella riesce a respingere appunto l'alza e schiaccia di Tatarani. Recupera Tatarani, che dietro porta riesce a beffare il numero 26, l'estremo Andrea Bigarella, e trovare così la quarta rete biancorossa, la terza personale in questa partita. E dunque Montebello avanti nuovamente 4-3 sul Breganze a 16:24 al termine. Tatarani che trova così la sua 12ª, no scusate, Tatarani ha trovato la 14ª rete in campionato. Dunque si rifà vedere ai piani alti il bomber Materano. Ancora possesso a Montebello. Tatarani, Nuno Paiva. Qui non si capiscono Paiva e Tatarani. Recupera Dal Santo che ha spazio, prova il tiro e la rete! Arriva subito la risposta di Stefano Dal Santo, che trova anche lui così la seconda rete personale e ristabilisce la parità in questo derby emozionante tra Montebello e Breganze a 15:51 al termine. 4-4 tra Montebello e Breganze. Ottima qui la conclusione alla verticalizzazione qui della tre quarti di Stefano Dal Santo, che tira con un tiro potentissimo che batte sul palo destro di Giovanni Bovo, e pallina che entra in rete. E dunque tutto da rifare per il Montebello, che aveva trovato l'allungo con Massimo Tatarani. Si rifà sotto subito con Dal Santo. Ora nuovo possesso per Guanfarizza, che scarica su Nuno Paiva. Ancora Montebello con il rientro in pista di Diego Nicoletti, che prende il posto di Cino Migueles. Ancora Montebello, qui fallo fischiato ai danni del Montebello per blocco di Diego Nicoletti su Stefano Dal Santo, e dunque sesto fallo di squadra anche per Montebello. 15:15 al termine. Bella partita fin qui tra le due compagini vicentine, che dopo un botta e risposta continuo, le reti ricordiamo di Dalla Valle, Galiffa e doppietta di Del Sante per il Breganze, Nicoletti e tripletta di Tatarani per il Montebello. Ora Nicoletti che prova ad andare via, si trova fuori dal specchio, Bigarella non riesce a superare Nicoletti. Ancora avanti Ghirardello, prova con un tiro raso terra, capisce Bovo, ancora contropiede non sfruttato al meglio dagli uomini di Chiarello. Recupera ora Dal Santo, che può impostare e dunque far respirare i suoi. Rientra intanto anche il numero 17 Filippo Compagno, che prende il posto di Paul Galiffa. Scaria qui si fa soffiare palla da Farizza, che può allungare ora, e qui intanto c'è Guanfarizza che subisce fallo, e dunque 11° fallo di squadra per la formazione ospite di Enrico Gonzo. Ricordavamo prima che dopo i primi 10 falli di squadra c'è un tiro diretto, dopo i 10
ogni 5 ci sarà il tiro diretto per la formazione avversaria e dunque al 15° fallo di squadra del Braganze ci sarà un nuovo tiro diretto per il Montebello. Ancora avanti Montebello con Paiva che sfrutta benissimo una verticalizzazione su Tatarani, non riesce a concludere Massimo Tatarani che subisce un colpo anche sulla mano. Vediamo se riuscirà a continuare il numero 8 Tatarani dopo aver realizzato fin qui 3 reti. Sembra dolorante sulla mano destra. Speriamo nulla di grave appunto per lui. Nuovo possesso Braganza e qui Nicoletti recupera palla su compagno. Nicoletti in mezzo. Scusate l'assist di Tatarani che riesce a imbucare Nicoletti che non riesce a concludere. Ancora Montebello. Farisa con un tiro raso terra non riesce a concludere sullo specchio di Bigarella. Ancora il numero 6 come vedete mascherato per il colpo subito con Scandiano sul volto dopo le fratture del naso e del zigomo. Questa sera il rientro in pista per il capitano biancorosso. Possesso ora per il capitano che scarica per Tatarani. Ancora Montebello avanti, 19 per concludere. Tatarani gira per Nuno Paiva, 15 secondi per concludere. Ancora Paiva. Farizza, 10 per concludere. Qui Farizza prova ad andare in mezzo, colpisce tutto Sgaria. Ancora Montebello, Nuno Paiva prova tutto solo. Paiva qui spintonato in modo regolare da Dal Santo che riparte per i suoi. Ghirardello riesce a concludere con un'accompagnata su Giovanni Bovo, capisce tutto l'estremo biancorosso. Nuovo possesso a Montebello. Farizza, 12-21 al termine di questa sfida avvincente tra le due compagini vicentine in questo derby tra biancorossi e rossoneri. Ancora possesso biancorosso ora con il numero 2 Diego Nicoletti. Nicoletti parte il tiro, ottima la respinta di Andrea Bigarella che mantiene la parità tra le due formazioni. Ancora Montebello, Nicoletti a spazio, Nicoletti prova il tiro e finisce troppo alta la conclusione qui di Diego Nicoletti e dunque nuovo possesso rossonero, scusate, con Dal Santo che allunga per Sgaria. Ancora Sgaria, qui non riesce a trattenere la pallina, riparte Nicoletti. Paiva in mezzo per Farizza, in mezzo per Tatarani che si ritrova solo davanti a Bigarella, respinge il numero 26, l'estremo Bigarella, dunque mantiene in partita i suoi. Nuovo possesso ora Braganze con Ghirardello che allunga per Sgaria. Ancora Ghirardello deve uscire dalla propria metà campo. Ancora il numero 17 Filippo Compagno, ricordiamo, rientrato in prima squadra agli ordini di Mister Gonzo dopo la finestra di mercato di dicembre. Qui Tatarani prova a superare Bigarella in 1 contro 1. Ottima anche qui la risposta dell'estremo rossonero che allunga i suoi con Compagno indietro per Sgaria. Sgaria il numero 4 rossonero avanti per Ghirardello. Ghirardello chiama la battuta, qui la balaustra beffa il numero 4 Sgaria, regalando così la sfera ai padroni di casa che allungano ora con Farizza. Prova il tiro e c'è ancora un'ottima risposta di Bigarella. Intanto time out chiamato per Enrico Gonzo, mister rossonero, e dunque piccolo break per le due formazioni per prendere fiato, bere un goccio d'acqua e avere gli ultimi appunti dai due rispettivi tecnici. Nel frattempo andiamo a vedere intanto le sfide, ricordiamo, di questa settima giornata di campionato del girone di andata, il recupero delle partite di novembre. Il Forte Marmi avanti 2-1 su Baldagno, Monza 5-0 su Scandiano, il Grosseto ancora avanti su Bassano per 2-1, il Trissino 2-2 sul Sandrigo, 2-2 scusate col Sandrigo, e Folonica si trova sotto di 8-4 con il Lodi e Sarzana 4-0 sul Correggio. La sfida tra la formazione ligure e la formazione emiliana, ma ricordiamo che sono guidate dai due fratelli Bertolucci, Alessandro per i rossoneri del Sarzana e Mirko per il Correggio. Ricordiamo Mirko che oltre a guidare la formazione si trova ancora in pista all'età di 47 anni, è ancora un
pupillo per il campionato italiano, un vero e proprio veterano che non smette di stupire, e dunque che si ritrova sotto con i suoi 4-1, ricordiamo, con il Sarzana. Si riprende dunque 10:30 al termine di questa frazione di gioco, ancora 4-4 tra le due formazioni vicentine. Ricordiamo i falli di squadra, il Braganza è a quota 11 e il Montebello che arriva a quota 7. Nuovo possesso Montebello che recupera qui con Diego Nicoletti che prova a allungarsi. Nicoletti indietro per Farizza, spazio il capitano Juan Farizza, tutto solo, Farizza in mezzo per Tatarani con un passaggio al volo, non arriva alla conclusione del bomber Materano, fin qui 3 le reti per lui. Recupera Braganze con il neoentrato Battaglin con il numero 2. Ancora Battaglin qui, recupera Farizza, 1 contro 1 con Dal Santo. Farizza, Dal Santo riesce a sventare una azione pericolosissima per Juan Farizza, e nuovo possesso per la sua squadra e nuovo giro per gli uomini di Mister Gonzo con Ghirardello, Battaglin, ancora il numero 6, l'ex per il Montebello Mattia Ghirardello, ancora Ghirardello che ha spazio, prova il tiro, un tiro potentissimo dalla metacampo di Mattia Ghirardello, finisce troppo alto questa conclusione del numero 6 rossonero, regalando così sfera ai biancorossi. Nicoletti, ricordiamo anche lui un ex di turno, scarica indietro per Juan Farizza, prova tutto solo in aria Juan Farizza, mantiene la sfera Juan Farizza che chiama i suoi, ancora Farizza ancora indietro per Nicoletti a spazio, Nicoletti parte il tiro, sporcata questa conclusione dal capitano rossonero Dal Santo, che in questa sfida si trova dappertutto, veramente una ottima prestazione per lui fin qui, dopo le 2 reti. Ancora Dal Santo indietro per Mattia Ghirardello. Ghirardello chiama Battaglin che era tutto solo in area, non marcato a stretto dai difensori biancorossi. Ancora Montebello, Nuno Paiva prova il tiro sporcato da Battaglin e dunque Galifa che recupera la sfera per i suoi, avanti ancora Braganze, nuova azione rossonera, Ghirardello prova a prendere velocità il numero 6 Mattia Ghirardello, indietro per Dal Santo, Battaglin, Galifa, ancora il numero 2 il giovanissimo Battaglin che chiama i suoi, Ghirardello qui riesce a sventare l'azione rossonera, Nuno Paiva che regala la pallina a Juan Farizza qui non si capisce con i suoi e commette fallo, e dunque un nuovo possesso rossonero, e intanto rientra il numero 4 Carlo Bertinato per la formazione di Luca Chiarello ed esce con il numero 5 Nuno Paiva. Break chiamato dall'allenatore della formazione di casa Luca Chiarello. A 7:48 al termine, ancora risultato di parità tra le due formazioni vicentine. Vediamo se finirà così o una delle due riuscirà a avere la meglio. Si riprenderà dunque a 7:48 al termine con un nuovo possesso Braganze, dopo il fallo commesso per tocco di pattino da Juan Farizza. Si riparte ora, Ghirardello indietro per Dal Santo, ancora Dal Santo, autore fin qui di una doppietta, il capitano rossonero. Galifa
Galifa marcato a stretto da Nicoletti, riesce ad andare via il numero 7, il catalano Paul Galifa, che scarica con l'ex per i biancorossi Mattia Ghirardello. Ghirardello prova ad andare via, fa tutto benissimo qui Mattia Ghirardello, che riesce a stentarsi dalla marcatura di due difensori biancorossi. Si ritrova davanti Giovanni Bovo. Giovanni Bovo però è meglio sul numero 6 rossonero. Ancora Montebello, nuovo possesso, Farizza che scambia con Bertinato, Diego Nicoletti, ancora Juan Farizza. Farizza prova ad andare via, ancora il numero 6, il capitano Juan Farizza che ha spazio, finta di tiro, ancora Farizza spazio e la rete! La rete! La rete del capitano Juan Farizza che ritrova il gol dopo i 2 turni di stop per infortunio e torna alla rete e riporta avanti i suoi a 6,48 al termine. Montebello 5 e Breganze 4. Dunque rete anche per il capitano Juan Farizza, che dopo una incursione personale riesce con un tiro dalla tre quarti potentissimo ad infilare sotto l'incrocio dei pali. Questa conclusione, nulla da fare per un incompevole Andrea Bigarella. Montebello di nuovo avanti, vediamo se arriverà subito ora la risposta della formazione guidata da Mister Gonzo. In possesso ora con Mattia Ghirardello che prova il tiro, murato dalla stecca di Carlo Bertinato, ancora Breganze, Galifa dietro porta, ancora Galifa, prova l'Ezze, schiaccia, ancora Galifa a trattenere la sfera, 6 secondi per concludere, parte ora Galifa, scusate Battaglin, arriva alla conclusione, ancora possesso Breganze, ancora Battaglin per poi Galifa. Galifa prova indietro per Del Santo che ha spazio, prende velocità il numero 53 rossonero, il capitano Stefano Del Santo. Del Santo indietro per Paul Galifa, ancora Galifa, prova il tiro e ancora troppo alta qui la conclusione di Paul Galifa a 5,40 al termine. Nuovo possesso a Montebello, Nicoletti, Bertinato, ancora Montebello, Farizza, Tattaranni, ancora Montebello, Nicoletti per Tattaranni, indietro per l'autore della quinta rete biancorossa, Juan Farizza, il capitano, ancora Tattaranni, autore di 3 reti, Bertinato, indietro per Juan Farizza, Diego Nicoletti, ancora Farizza, nuova verticalizzazione Montebello che ora deve concludere, 8 secondi per concludere, Nicoletti prova ad andare via, Nicoletti prova tutto solo, Montebello che deve concludere, Bertinato dalla distanza, prova la conclusione ma scadono i 45 secondi regolamentari, arbitro che fa segno di vantaggio e dunque nuovo possesso Breganze. Galifa indietro per Del Santo, 4,40 al termine, ancora Del Santo, qui prova un'accompagnata alla ricerca della deviazione di Battaglin, non arriva a buon fine questo filtrante di Del Santo e dunque si riprenderà con un nuovo possesso Breganze per il fallo ai danni di Del Santo commesso da Carlo Bertinato. Intanto c'è un richiamo proprio per Carlo Bertinato che per protesta prende anche lui un warming. Intanto time out chiesto ancora da Luca Chiarello a 4,34 al termine. Ricordiamo Montebello 5, Breganze 4. Per quanto riguarda la situazione di falli di squadra, 7 per il Montebello e 11 per il Breganze. Andiamo a vedere un attimo velocemente i risultati degli altri campi. Il big match Forte Valdagno 2-1 per i versiliesi toscani, Monza 5-1 su Scandiano, il Grosseto 3-1 sul Bassano, Trissino 2, Sandrigo 3, Folonica 5, Lodi 9 e Sarzana 4-1 sul Correggio. Si riparte dunque con ancora il possesso Breganze, Galifa indietro per Stefano Bomba Del Santo che prende velocità e parte il tiro ancora qui di Del Santo, pallina che finisce all'estremità della porta difesa da Giovanni Bovo. Ancora Montebello ora con Bertinato. Bertinato prova ad andare via Del Santo, Bertinato allunga per Nuno Paiva, Farizza intanto esce
il bomber Massimo Tatarani e rientra appunto Nuno Paiva. Farizza verticalizza per Diego Nicoletti, ancora Farizza. Nicoletti, blocco chiamato da Carlo Bertinato, ancora Nicoletti dalla metà campo, scambio con Farizza, 8 secondi per concludere. Bertinato, Farizza deve andare al tiro, parte ora il tiro di Juan Farizza, troppo debole la conclusione qui di Juan Farizza, nulla da impensierire per Andrea Bigarella che respinge, ma recupera ancora Montebello con Paiva, scambia Farizza, ancora Paiva che prende velocità, sfrutta il blocco di Nicoletti, ancora Farizza. Bertinato qui perde pallina, recupera Galifa e Farizza riesce a stentare questa azione pericolosa per il Braganze. Ancora Montebello, Bertinato tutto solo, Braganze spintonato qui dal Santo e c'è dunque un fallo di squadra, il 12° fallo di squadra per il Braganze. C'è stato appunto un fallo fischiato ai danni di Del Santo che si appoggia su Carlo Bertinato. A mio avviso non era irregolare la spinta di Del Santo, ma gli arbitri ovviamente sono molto più vicini dalla mia postazione, dunque avranno visto sicuramente meglio di me. Ancora possesso Braganze con il numero 73 della Valle per Ghirardello, Galifa, ancora Stefano Del Santo. Prova un'accompagnata in mezzo alla ricerca della deviazione di Dalla Valle, respinge Giovanni Bovo, ancora Dalla Valle che prova tutto solo, qui c'è un scivola purtroppo il numero 73 Giovanni Bovo che impedisce così la ripartenza, Dalla Valle scusate, che impedisce la ripartenza biancorossa e viene fiscato così un fallo di squadra ai danni ancora di Braganze, il 13°. Ai prossimi 2 falli ci sarà un altro tiro diretto per il Montebello. Qui Nuno Paiva prova una conclusione, finisce all'estremità della porta difesa da Bigarella, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco e dunque si riprenderà con un nuovo possesso Braganze. L'arbitro fa accenno che bisogna attendere il fischio. 2:14 al termine, Montebello ancora avanti di 1. Nuova azione Braganze, Galifa prende velocità, ancora Galifa, finta di tiro indietro per Ghirardello che a sua volta scarica indietro per Stefano Del Santo. Del Santo prova ad andare via Nuno Paiva, ancora Ghirardello spintonato qui in modo regolare per il direttore di gara da Cino Miguelez. Ancora Ghirardello che anche fosse è un toro da buttare giù, dunque non avrà partita facile qui. Una marcatura su Mattia Ghirardello. E qua attenzione che c'è un altro fallo di squadra, il 14°. Fanno cenno 15, quindi me ne ero perso uno, chiedo scusa ai nostri telespettatori. E dunque il 15° fallo di squadra per il Montebello, per il Braganza scusate, e dunque nuova opportunità per il Montebello di allungare nuovamente a 1:33 al termine. Ricordiamo però che anche se sembra che il tempo manchi poco, una partita di hockey non è mai finita fino a che non arriva il triplice fischio finale dagli arbitri. Abbiamo visto partite capovolgersi anche negli ultimi istanti, dunque comunque ora incaricato sembrerebbe proprio Massimo Tatarani. Intanto time out richiesto dall'allenatore rossonero Enrico Gonzo. Andiamo un attimo velocemente a rivedere i risultati degli altri campi. Forti Marmi 3-1 su Valdagno, 5-1 del Monza su Scandiano, il Grosseto 3-1 sul Bassano, il Trissino, l'altro derby vicentino che si trova clamorosamente direi sotto 3-2 su un Sandrigo che in queste ultime battute sta ritrovando fiducia e punti, soprattutto quello che conta davvero. E finisce ora appunto il Sandrigo vince 3-2 sul Trissino in casa dei blucelesti e dunque
Risultato clamoroso in questa settima giornata di recupero. Lodi avanti ancora 9-5 e 4-1 per... Scusate, torniamo in pista, a parte Tattarani. Tattarani qui non riesce a superare Bigarella. Chiedo scusa di non essere stato subito reattivo sulla conclusione di Tattarani, mi sono perso sui risultati delle altre sfide. Comunque nulla da fare per il bomber Matarano Tattarani, che non riesce a trovare così il poker, e dunque risultato invariato, 1,26 al termine, ancora 5-4 per il Montebello, che aveva occasione di riportarsi avanti e ad allungare sul Breganze. Breganze che ora troverà un minuto di gioco di pressing totale, un pressing a tutto campo. Qui dalla valle intanto viene spintonato da Diego Nicoletti. Fallo di squadra per il Montebello, il nono fallo di squadra, vediamo cosa deciderà. Ah no, c'è addirittura un cartellino blu, attenzione perché non ho visto bene, ma c'è un cartellino blu per Diego Nicoletti, decretato dall'arbitro, dal direttore Davoli. E dunque a 1,25 dal termine, opportunità di ristabilire il pareggio per il Breganze alla battuta Pogalifa. Vediamo cosa deciderà, perché vediamo che il direttore di gara sta parlando con il banco di gioco. Forse non è tiro diretto perché sì, è stato espulso Diego Nicoletti, ma per proteste, e quando un giocatore viene espulso per proteste non è tiro diretto ma è solo un'uscita, e dunque però ci sarà un power play per il Breganze, che ora si trova in superiorità numerica, 4 contro 3. Giro tra la formazione di Gonzo. Galifa prova il tiro, Giovanni Bovo lo respinge. Sarà ancora possesso... No, l'arbitro dice che è possesso Breganze. Mi sembrava ci fosse stata la deviazione di Bovo. L'arbitro dice che la pallina è uscita da sé, e dunque possesso ora per la formazione in 3. Il Montebello con Paiva per Migueles. Sarà un minuto di fuoco per il Montebello, che dovrà cercare di quantomeno non subire gol. 49 secondi per concludere. Nuno Paiva, ancora Paiva, marcato a 2 dalla formazione di Gonzo. Ancora Paiva che prova ad andare via, fa tutto solo Nuno Paiva, riesce a mantenere la sfera Nuno Paiva. 11 secondi per concludere, 32 invece secondi per la fine di questa partita, e c'è un altro fallo di squadra, il 16° fallo di squadra. E attenzione che qua c'è un altro cartellino blu per Pogalifa, che dopo aver fatto il fallo su Nuno Paiva per proteste viene espulso dal direttore di gara, e dunque le formazioni si ritrovano in modo abbastanza clamoroso, entrambe in 3 contro 3. Vedremo come finirà questa partita dopo questo minuto infuocato. Il risultato, ricordiamo, ancora 5-4 per il Montebello. Montebello che deve stare attento perché si trova a quota 8 falli. Possesso ora biancorosso, 3 contro 3. Montebello qui perde pallina, Nuno Paiva regala a Mattia Ghirardello, cambio di Ghirardello, ancora Mattia Ghirardello che finta di tiro, ancora il numero 6, 18 secondi per la fine di questa partita. Qui Del Santo subisce fallo, il nono fallo ai danni di Montebello, che al prossimo fallo rischierà il tiro diretto. 13 per concludere, ancora, anzi più che per concludere, per il triplice fischio finale. Saranno 13 secondi di fuoco. Ghirardello ancora marcato stretto da Migueles, arriva l'accompagnata, capisce tutto Migueles, recupera Nuno Paiva, 4 secondi, Nuno Paiva mantiene la sfera, Nuno Paiva, e finisce qui il Montebello vince con una partita sofferta, direi super sofferta per i padroni di casa del Montebello, che comunque trovano 3 punti fondamentali per il cammino e riescono a battere, a mio avviso, veramente un ottimo Breganze, che così non riesce a trovare i 3 punti, ma una classifica a mio avviso bugiarda per gli uomini di Gonzo,
che già in queste ultime 3 sfide erano riusciti a ritrovare fiducia e ritrovare ottime prestazioni per questi giovani ragazzi che ci auguriamo per loro in una sorte migliore in questo 2021. Andiamo un attimo intanto a rivedere i risultati finali. Il Monza batte 5-1 Scandiano, il Trissino perde clamorosamente 3-2 con il Sandrigo, il Forte di Marmi deve ancora concludersi ma è avanti ancora 3-1 sul Valdagno, Grosseto 3-2 sul Bassano, deve ancora concludersi anche la sfida maremmana, Follonica che perde 9-5 con Lodi, Sarzana 4-2 sul Correggio e dunque classifica che sorride ulteriormente per il Montebello che si allunga così sia sul Follonica, allunga anche sul Bassano e si rifà sotto sul Trissino in questa seconda stagione in Serie 1 per il Montebello. È dunque tutto, un saluto dal Palazzetto dello Sport da Simone Carraro, dalle riprese di Marina